Si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza Rossella Zocche, di 54 anni, la titolare di questa boutique che è stata investita da una potente fiammata nel pomeriggio. La donna si trovava nell'appartamento sovrastante il negozio, lungo la provinciale 46 in centro a Costa Bissara. Verso le 15:30 avrebbe acceso i fornelli per una tisana quando una fiammata ha scatenato un potente boato. Il pronto intervento di 5 squadre dei vigili del fuoco ha impedito che l'incendio distruggesse lo stabile. Le fiamme e il fumo hanno interessato anche l'esercizio commerciale. Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto. I vigili del fuoco con i tecnici della distribuzione del gas stanno verificando l'ipotesi di una consistente fuga di gas stagnante nell'abitazione all'origine del boato. Sono arrivato adesso, sono venuto a recuperare il cane. È spaventato. È chiaro, Una cosa così. è improvvisa. È spaventato anche la zona. Immagino un'esplosione del genere. Speriamo che non ci siano conseguenze gravi, dai. C'è la signora, è vero, ha sentito Sì. il titolare. Ecco. Ho sentito purtroppo. Preoccupato per lei. Immagino, certo. È comunque anche una boutique molto conosciuta, quindi qui in paese, quindi un po' un colpo insomma anche per la signora, penso non sia facile, esatto. Adesso speriamo si sia risolto tutto e speriamo non ci siano gravi danni per la boutique.